Vissuta in diretta è una grande emozione, quella che sa regalare ogni anno la regata storica. In diretta dalle barche o lungo le rive dei canali, ma anche seduti comodamente sulla poltrona di casa. Oltre 1.200.000 telespettatori hanno infatti seguito la regata storica 2008 con uno share del 13,38%, 200.000 persone in più rispetto all'anno scorso, anche grazie ad ulteriori 15 minuti di collegamento Rai, dedicati non tanto alle gare quanto alla storia di questa manifestazione che si svolge dal 1315, da quando lo decise Giovanni Soranzo, 51esimo doge della Repubblica di Venezia. Ogni volta che veniva eletto un papa o un doge, l'evento sarebbe stato festeggiato con la regata storica, con abili rematori a destreggiarsi lungo il Canal Grande e in testa alla processione il Bucintoro, l'imbarcazione rappresentativa della Serenissima. Emozionante il corteo storico, che rievoca proprio i fasti della Repubblica Veneziana, seguito come sempre dalle autorità, dalla tradizionale macchina, il palco intarsiato che i vincitori della regata, Caorline e Gondolini, sono soliti raggiungere al momento della premiazione. Non ci sono state sorprese nell'edizione 2008. Ha vinto il Canarin di Ivo Redolfi Tezzatta e Giampaolo Deste, che ha tenuto la prima posizione per tutta la regata. 37,4 il tempo registrato dai campioni, che erano i favoriti della vigilia, avendo vinto tutte le gare comunali del 2008. Deste, o Super Deste, visti i risultati, ha già vinto 8 volte la regata storica e questa è la sua 4ª vittoria consecutiva. Per diventare campione del remo dovrà vincere anche il prossimo anno.